E allora siamo a Nebbiu e siamo come lo scorso anno venuti alla sagra appunto qui di Nebbiu. Vedo anche questa bella maglietta con Nebbiutiful. Bella questa cosa. Allora con Arianna ne parliamo di tutto quello che è già cominciato da alcuni giorni, no? Sì, è in corso la sagra di Nebbiu. L'edizione di quest'anno è nuova, ogni anno cerchiamo di portare dei miglioramenti, di portare delle novità. Ieri c'è stato un gruppo da Bassano, quindi cerchiamo di chiamare anche gente da fuori. Questa sera invece suonerà un gruppo del Cadore di ragazzi nostri amici. E niente, per la musica domani invece ci sarà, sperimentiamo con rock psichedelico, quindi un po' di tutto. Un po' di tutto, beautiful, no? Sì. Allora, a Nebbiu che cosa si mangia invece di buono? Perché poi le sagre sono fatte anche di specialità particolari e mi dicevi di una specialità dove ci sono un sacco di ingredienti? Sì, domani sera ci sarà il Tex Neb, che è un piatto a base di costicine BBQ, fagioli rossi piccanti, polenta e altra carne, salsiccia piccante. Questo è tutto da assaggiare, però uno mangia una cosa di questo tipo, ci ritorna. Speriamo, Guai. speriamo. Se no comunque ogni sera, a parte il piatto del giorno, abbiamo un menù di base che comprende diversi panini o salsiccia, wurstel, formaggio alla piastra con la polenta che fanno tutta la sera. Diciamo che non è riscaldata la polenta, è un continuo. E niente, cerchiamo di fare il nostro meglio e poi... Ma sicuramente, Nebbiutiful fino a quando va avanti? Fino a sabato sera, fino al 15. Quindi Ferragosto? Sì, e poi... concludiamo con Ferragosto. Bene, allora noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro, diamo un'occhiata con le nostre telecamere dentro in cucina che è la cosa... sì, eh? E allora Nebbiutiful per tutti. Nebbiutiful, grazie.